È la tratta ferroviaria Treviso-Portogruaro la più pericolosa d'Italia. A dirlo la classifica di sindacati e comitati pendolari pubblicata dal quotidiano Il Giornale in edicola questa mattina. La linea in disuso per decenni ora risulta sfruttata per il traffico merci, solo in piccola parte per il transito dei convogli pendolari. Quella probabilmente è la tratta nel quale c'è una circolazione merci più elevata rispetto ad altri. È chiaro che le merci che sono inserite sui convogli, le merci pericolose inserite con i convogli determinano chiaramente anche la pericolosità delle tracce, delle linee. È chiaro che poi è inserita anche in un tessuto urbano che è quella molto diffuso. L'incidente più grave sulla tratta è datato 30 gennaio 2009. Un carrello che opera sulla linea urta un macchinario nella stazione ferroviaria di Ponte di Piave. Feriti un macchinista e un operaio, ma si può parlare di tragedia sfiorata. Nei pressi del luogo dello scontro lavoravano altre 6 persone. Andando a ritroso, Treviso, stazione ferroviaria, ottobre 2007. Una cisterna priva di guarnizione arriva dalla provincia di Como. In stazione a Treviso ci si accorge della perdita di gas. Non ci sono feriti, ma il giorno dell'ombra longa e finisce nel caos tra ritardi e polemiche. Scorrendo la lista degli incidenti si arriva al 17 maggio 2006. Un treno merci deraglia a Motta di Livenza, linea bloccata per tutta la notte, ripercussioni al traffico ferroviario pesantissime con buona pace dei pendolari. A questo si ovvia ovviamente attraverso una forte verifica delle manutenzioni, un forte regime manutentivo che possa escludere totalmente che avvengano guasti di quella natura o anche altri guasti che sono per esempio le rotture dei ganci o robe di questo genere, insomma.